una mattinata densa di contenuti e un percorso che ci porterà anche oggi a dare delle risposte. Le risposte le deve dare ovviamente anche la politica alla necessità di un territorio. Benvenuti in una giornata praticamente d'autunno, lo possiamo dire, le temperature, ma anche il cielo ci racconta di una giornata autunnale. Abbiamo visto cadere tantissima acqua ed è l'acqua che verrà, quell'acqua che è già caduta, che in qualche maniera bisogna gestire, no? Ed è l'acqua che verrà, che ci servirà quando acqua non ci sarà nel nostro territorio. Vi racconto, perché nella vita mi occupo soprattutto di cronaca, che cosa è successo ieri, ma succede praticamente ormai tante volte l'anno. Chat di lavoro, vari giornalisti, e qualcuno scrive, mandando un video, bomba d'acqua alle terme. Il video raccontava effettivamente di una quantità di acqua che cadeva in pochi minuti, incredibile, molto importante, di strade allagate, e quindi immaginavano, domani ci facciamo il titolo, bombe d'acqua alle terme. Ma quante bombe d'acqua cadono ogni anno? È sempre la stessa storia, è una storia che si ripete, questa quantità di acqua che va dispersa. Queste opere che sono state realizzate in Veneto, non si può dire nulla, c'è stato un impegno per riuscire a destinare risorse importanti, per riuscire a conservare e preservare l'acqua, ma soprattutto preservare un territorio che altrimenti si sbriciola in virtù di questa grande quantità di acqua. Acqua, elemento fondamentale, non saremo qui oggi a parlare se non ci fosse l'acqua. Dobbiamo conservarla, dobbiamo proteggerla, l'acqua, dobbiamo valorizzarla quanto più possibile, perché forse per troppi anni, credo, è stata dato per scontato, no? Il fatto che si apra un rubinetto, si apra un idrante e l'acqua ci sia. No, in realtà non è più così, perché probabilmente, io spero di no, spero che non abbiamo davanti, non avremo davanti un'estate particolarmente siccitosa, però l'angoscia di attraversare un campo coltivato con le crepe nella terra, io l'ho vissuta e la provo, lo sento sulla pelle, no? E dispiace perché lì davanti al grande caldo non vedi futuro, perché non vedi le piante, vedi la sofferenza delle piante e non vedi futuro. Quando invece hai questa grande quantità d'acqua, è un territorio che soffre particolarmente, allora capisci che forse serve maggior impegno. Bombe d'acqua, oppure non lo so, altro titolo, no, incredibile, devastante tromba d'aria al Lido. Anche questo è un titolo che è sempre quello, no? Perché ormai di devastanti trombe d'aria, che poi alla fine le chiamiamo trombe d'aria, magari un climatologo ci dice state attenti alle definizioni, a come chiamate questi fenomeni atmosferici. Quindi oggi, venendo al di là dei pettegolezzi giornalistici che vi ho proposto, venendo al tema di oggi, all'acqua che verrà, immaginiamo come proteggere quest'acqua nel futuro, in questo incontro importante in cui si incroceranno pareri degli esperti, studi di ricercatori, di professori, problematiche delle categorie economiche, problematiche dell'agricoltura, un incontro voluto dal Consorzio Castiglione che ha il compito, il dovere ma anche l'onere di gestire la risorsa idrica nel territorio, per offrire, quindi scattare il quadro complessivo della situazione, capire quali sono le necessità del territorio e ovviamente trovare dei percorsi possibili per dare delle risposte. Le risposte le deve dare la politica, anche in termini di finanziamenti, ed è per questo che non a caso il primo saluto lo fa a questa platea il senatore Luca De Carlo, che è il Presidente della Commissione Permanente di Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Benvenuto Senatore, a lei la parola, grazie. Buongiorno a tutti, intanto saluto i sindaci, naturalmente il Presidente e Direttore del Consorzio, vedo i rappresentanti delle associazioni di categoria agricole che saluto naturalmente per il prezioso aiuto che svolgono. Mi scuso per la voce, ma sono interista e quindi capirete che non è stata una settimana facile, quindi sono un po' senza voce, insomma. E penso che volevo essere
metterci in presenza oggi vista la delicatezza del tema e l'importanza anche del tema, però oggi abbiamo ancora lavori parlamentari almeno fino alle 15, quindi siamo trattenuti qui, però non volevo mancare, infatti ringrazio anche l'organizzazione per aver affrontato questo collegamento e per farmelo fare così presto, ero previsto un po' dopo i saluti istituzionali, approfitto per salutare naturalmente anche il sindaco, però insomma aula inizia alle 10 quindi ho bisogno di essere presente. Quanto attiene al tema in oggetto, che è un tema assolutamente strategico, io credo che nel futuro ci saranno due questioni che sono assolutamente legate e che non sono solo due questioni agricole, e cioè acqua e suolo. Acqua e suolo sono le sfide del futuro, perché una qualità del suolo oggi è imprescindibile, al netto della cultura che si sceglierà di portare avanti e dei metodi culturali che si sceglierà di portare avanti in agricoltura. Quella del suolo diventa centrale. Perché? Perché anche l'alta impermeabilizzazione di oggi, del suolo di oggi, porta a conseguenze anche non solo in agricoltura ma anche poi in tutto il sistema. E quindi un sistema, quello veneto, che era costruito negli anni per accelerare il passaggio dell'acqua dalle montagne alla pianura, oggi deve essere ritarato, più che d'acqua dalla pianura, dall'acqua velocemente verso la foce dei fiumi e quindi nel mare, in quanto in minor tempo possibile. Oggi va riparato con le esigenze attuali. Le esigenze attuali sono esigenze che anche per il riscaldamento globale, quindi un cambiamento climatico in atto che non sta a me decidere se o discutere se sia colpa dell'uomo o meno, ma tant'è che noi dobbiamo affrontarlo. I dati ci dicono in maniera chiara che il 2024 è stato uno degli anni probabilmente con più calore, che il mese di gennaio 2025 è stato sicuramente il mese e il gennaio con più calore, quindi di fronte a problemi l'uomo, a quale io ho una fiducia estrema, può mettere in atto normalmente tre azioni. La prima è disinteressarsi, cioè non gestire, che è peggio di gestire male per tanti versi. Una è pensare che sia ineludibile il processo per il quale ci sarà meno acqua, e la terza, che è quella degli uomini di responsabilità, è cercare, proprio come fa oggi il Consorzio, di mettere in atto e di avere quella progettualità e quell'innovazione anche attraverso, e qui vanno ringraziati tutti quegli enti, a cominciare dal CRESI ma anche dalle tante università, a mettere in atto tutte quelle proposte di innovazione e di adattamento climatico che sono necessarie per continuare non solo a perpetrare una straordinaria attività come quella agricola, che ricordo essere i settori primari, ma anche per difendere le nostre città e i nostri territori da quelli che propriamente o impropriamente vengono denominate bombe d'acqua, che altro non sono che forti acquatori temporali. Ecco, io credo che con questo approccio, cioè con un approccio positivista nei confronti della scienza, della ricerca e dell'uomo, l'uomo non sempre colpevole di tutto ciò che accade, ma uomo che con la propria intelligenza messa a disposizione dell'innovazione possa risolvere anche questo problema, io posso dirlo con assoluta tranquillità, e questo è un governo che si è messo d'impegno per risolvere questi tipi di problemi, e io sono sfacciatamente di parte, credo che nessuno possa dire il contrario, ma cercherò di dare solo dei dati, di fare delle considerazioni oggettive. Questo è il primo governo che ha investito più risorse in agricoltura, è un dato oggettivo, le risorse impiegate hanno superato di gran lunga quelle di qualsiasi altro governo, ma questo non vorrebbe dire niente se le avessimo spese male. Crediamo invece di averle utilizzate bene, anche quelle del PNR, ma anche al netto di quelle del PNR. Questo è il governo che ha fortemente voluto una cabina di regia sulla questione idrica, è il governo che ha messo a capo di questa cabina di regia un profondo conoscitore dell'anima e dell'agricoltura veneta, che è Nicola Dell'Acqua, che credo poi intervenga durante il convegno. Questo è un governo che ha capito
che le siccità ormai non sono cicliche, o meglio non sono siccità ogni 5 anni, ma che oggettivamente costituiscono un problema che vuole affrontare. Chiaro che per affrontare un problema, lo dicevo benissimo prima, una moderatrice ci vogliono anche le risorse, e questo è innegabile. E se prendiamo l'esempio del consorzio, cioè delle risorse che verranno poi in qualche maniera raccontate durante questo convegno, a fronte di progetti conclusi per 13 milioni e in fase di approvazione ancora altri 19, sono ritenuti necessari, e in attesa appunto di finanziamento dalla politica ma non solo, 153 milioni, a dimostrazione di come il lavoro sia iniziato sì, e io ringrazio i consorzi, senza dei quali difficilmente riusciremo a mettere a terra tutte queste operazioni, ma il lavoro da fare si ha anche tanto, e in un periodo, in un momento nel quale le priorità, i problemi sono tanti, bisogna riuscire a trovare risorse per dare continuità a questi interventi. Non si farà tutto e non si farà subito, si farà pianificando ogni anno, riservando ogni anno. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto il PNR, ma noi dobbiamo dare continuità a questi tipi di interventi proprio perché li consideriamo priorità insieme al suolo, perché l'acqua è necessaria per svolgere l'attività agricola, ma anche va valutata all'interno di un sistema ambientale che è quello di preservare le nostre città, il dissesto idrogeologico e tutto ciò che accade intorno. È evidente che un'eccessiva cementificazione oppure un'espansione eccessiva dell'uomo rispetto alle terre normalmente utilizzate dall'acqua sì e dall'agricoltura porta con sé tutta una serie di correttivi che vanno fatti e che la politica giustamente è chiamata a fare, sapendo che dobbiamo coniugare le esigenze di ciascuno, cioè quindi delle città, che nel giro di 30 anni diventeranno molto più popolose di quello che sono oggi, a scapito delle aree rurali, quindi sottraendo anche potenzialmente forza lavoro e mantenimento di quel territorio. Quindi noi dovremo adattarci pensando già a ridisegnare il territorio per i prossimi 20 anni e non limitandosi a gestire il contingente. È una sfida difficile, sì, ma se fosse facile non servirebbe la politica e probabilmente non servirebbero nemmeno i consorzi. E invece, siccome siamo consci dell'importanza del lavoro di entrambi, credo che la giusta sinergia che possiamo cogliere, ma anche insieme alle amministrazioni pubbliche, perché guardate, ogni qualvolta la politica possa anche decidere di fare degli interventi come quello dei tanti laghetti, per i quali noi abbiamo fatto un decreto siccità e che abbiamo autorizzato, e abbiamo autorizzato anche i laghetti privati, ma dobbiamo concentrarci anche su quelli pubblici, se poi nasce, cresce e matura in ogni contesto la sindrome del not in my backyard, e cioè no nel giardino di casa mia, per cui le opere sono strategiche sì, ma vanno fatte sempre nel giardino del vicino, difficilmente noi riusciremo a dare risposte non solo agli agricoltori ma anche a quelle esigenze di sicurezza che abbiamo. Quindi anche gli amministratori, lo dico da ex sindaco, 15 anni di esperienza maturata in un comune con una, diciamo così, con un lago a servizio dell'agricoltura, insomma, da sempre, con tutte le, diciamo così, i pro e i contro, perché insomma io mi lamentavo del fatto che si utilizzasse poco e male la risorsa acqua anche quando probabilmente ce n'era di più, figuriamoci adesso che di acqua ce n'è oggettivamente meno e che quindi non solo vanno utilizzati sistemi anche di irrigazione diversi, moderni, e qui torna in campo un'altra volta l'innovazione per la quale noi abbiamo investito risorse, proprio perché qualsiasi tradizione che noi perpetriamo nei nostri campi è sempre il frutto di un'innovazione che continua a mantenersi con l'innovazione. Quindi, ma anche, non solo, credo che ad oggi un ragionamento complessivo non possa prescindere dalle autonomie locali, perché se noi parliamo di, è vero, autonomia differenziata, maggior potere ai territori, e poi i territori non sono protagonisti di quelle scelte, allora credo che la nostra, in un settore di principio, sia spesso inutile e non si traduca in fatti concreti. Quanto ai fatti concreti, ripeto, io sono a vostra completa disposizione, come credo di essere sempre stato in questi 2 anni e mezzo da mandato di Presidente della Commissione Agricoltura. Vi rinnovo il buon lavoro e il buon confronto
su un tema così delicato, e non posso altro che augurarvi appunto di poter trovare quelle soluzioni che presentate alla politica non possano che trovare un vigoroso sì. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie.